Lo studio commissionato dal Partito Democratico Veneto sulla situazione dei medici di medicina generale, il baluardo della sanità pubblica sul territorio, parla chiaro. Ecco i dati salienti per voce del capogruppo in regione Giacomo Possamai. Tutti i giorni riceviamo segnalazioni di cittadini che sono addirittura senza il medico di base o che fanno fatica a contattarlo. C'è un problema serio, ne mancano tantissimi, 586 in Regione Veneto e più di 130 in provincia di Vicenza. È un dato allarmante, la responsabilità è della Regione che quando doveva non ha fatto la giusta programmazione. Medici non formati per errori di programmazione, zone che di fatto si trovano scoperte senza quel presidio del territorio che resta uno dei perni della sanità nella visione della regione. Allora ecco le proposte del Partito Democratico. Sull'immediato serve mettere a disposizione dei medici personale infermieristico ed amministrativo, perché troppe volte i medici si trovano a fare attività burocratica, invece serve che possano fare veramente i medici e quindi occuparsi di assistere i loro pazienti. E l'altro punto forte che diciamo è ripartire con le medicine di gruppo, mettere investimenti, soldi sul fatto che i medici possano stare insieme e quindi lavorare per più ore, chiaramente coprire più ore e seguire più assistiti. Numeri che la Regione non smentisce, puntualizzando per voce del direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor come i posti messi a bando per la formazione dei medici del territorio nel triennio 2021-2024 siano triplicati, passando da 128 a 433 con la messa a disposizione nel 2021 di 240 borse di studio a cui se ne aggiungono ulteriori 66 grazie al PNRR. Una criticità continua, Flor, che investe l'intero territorio nazionale, causata da un'errata programmazione a livello nazionale, a cui si è aggiunta l'emergenza Covid.